di a tutto, visti TV, ite novella de oie, die decade, Iannaglio, 2020. Gese. Bene, intanto un attimo se internet, se un microfono lo uso a nanna dinanzi a dai secoli, ma pacco rispetto a prima, boh, non so se la contare, ha ordinato una telecamera nuova, che hanno arrivata alla muro a usare. Bene, torniamo a provare. Prova. Boh. Eh, mm, Torniamo a cominciare. Mi pare che sarete. È tornata, ma non ne sono sicuro. Andiamola a controllare. Andiamola a controllare. Mi pare che sia tornata a funzionare. Sì, tanta roba. Vabbè, fatemi scrivere comunque se internet decidete, insomma, che non me rendo conto, un attimo controllo io, tanto ne sono che su telefono, non è dato che non mi aiutate, controllo io su telefono.
non vediamo l'audio è ok, ma siete ciriaco? Siete pure? Bene, andiamo da innanzi stanno, andiamo da su Saravallo, lo Saravallo di oggi è 15 gradi temperatura massima, 3 gradi sa minima e non ha mostrato vi era un pacchetto di nive di brocca, però questo manzano l'ha fatta e poi ha posto anche l'antirata, adesso Saravallo non per froccarne pruso, quindi abbiamo su Mudine, Davina, Sassunnichi, poi termina de proere resta coculato, poi tutto il resto dessa die. Vediamo scrasa, domenica, 8 gradi temperatura massima, 2 gradi sa minima, in parte coculato e in parte spalazzato, insomma, però nulla di particolare. Bene, andiamo a San Noval de Oie. Hoy è beste la donazione di Susan, bene de Savis, Sesere Avis, tocca di andare a lì che sa la tessera sanitaria, carta di identità, così sta pure un smorzeggio, lei più che ne latte, o latticino, o si comincia da Sasotto e si termina a mezzodie. Amos Vassera Nova, io a Sabittese, Dorgalese, io in Dorgali, a Sastrese di Ortaedie, e si stadio Osolai. Naturalmente Forza Bitese alle Bitese. Poi abbiamo su Bitti Volley chi gioca Craso, invece domenica Unnichi, comincia il suo campionato e gioca in Fonne alle Bitti Volley, Forza Bitti Volley. Regolamento del Succocone, del Sant'Antonio in Goleai, si saloncino disponibile dai Sudoichi, da Sastrese in poi. Andiamo da innanzi, se cominciamo sul giornale, la prima pagina del Surione Sarda, acqua benedetta, via le restrizioni. La Nurra finalmente esce dall'emergenza, rubinetti alimentati tutto il giorno. Bovini, la Sardegna riparte, è finita già, insomma, la peste, la febbre veterinaria catarrale là, e quindi si poteva movimentare esa pezza e il bovino, insomma, esa Sardegna non escluso, costrinta che a prima. Andiamo da innanzi, vediamo la prima pagina della nuova, nell'isola 240 boss, auto bancaria in numero, la denuncia della governatrice Todde, vado e carro destinato solo al 41 bis. Il sindaco insegue un ladro e sventa un furto a Lopez, cioè questo in Sassari, Sosinne che ha fatto lo Superman, insomma, ha salvato su il tablet de Lopez, uno comico. Olbia, ordinanza di Nizzi, stoppo alle fontane luminose, Nizzi che spara sempre per primo, come non si può neppure usare questa scoettese che chiamano fontane luminose. I vertici della U, per noi gestire ogni ricovero è un rebus. In Sassari la questione sanità test è veramente un problema serio. Entriamo a intro sul giornale, entriamo a questa pagina della nuova, Posada, Fresu all'ex sindaco Tola. Il progetto sulla nuova diga è ancora attuale e pronto all'uso. Cioè, è stato in gioco pure Fresu, dopo Silvestro Lado, De Rio e Tesinara Tettola, come è entrato in gioco pure Fresu, che hanno i collaboratori del Silvestro. Le dichiarazioni lasciate all'ex sindaco Roberto Tola sono false e superate da tempo e non hanno nessuna incidenza sulla realizzazione dell'opera. A ribadirlo il consigliere di minoranza in comune e della provincia Giorgio Fresu. Il punto, solo per amore della verità, ricordo che la nuova diga già dal 2002 disponeva del progetto definitivo costato all'assessorato regionale dei lavori pubblici milioni di euro e aveva superato tutte le fasi di verifica e controllo. Fu solo la decisione della giunta Soro, prosegue Fresu, a togliere il finanziamento dell'opera per spostarlo su altre infrastrutture del sud Sardegna.
non si andò avanti pertanto solo per una decisione politica miope e di parte, che non aveva tenuto conto dell'importanza strategica del bacino su Abba Lucrente. Per il consigliere provinciale e comunale baroniese infatti non c'è bisogno di scomodare le università sarde, dunque né altri soggetti, perché il progetto è sempre attuale e soprattutto disponibile. E vabbè, però non è entrato in merito di questa questione del simpatico che gli attari chi su Parco Tepilora. L'ADU aderio, risponda sul merito. Mi aspettavo una risposta in merito alla crisi idrica in Baronia, che è quello che la gente vuole sapere, ma l'onorevole Derio è andato invece a riesumare fatti di 30 anni fa che nulla hanno a che vedere con questa vicenda. Parole dell'ex assessore regionale ai lavori pubblici Silvestro Lado in merito alla botta e risposta sulla vicenda della nuova diga di Abba Lucente. Se andiamo indietro nel tempo, prosegue, potrei chiedere al capogruppo del PD lume sul fallimento del contratto d'area di Ottana. Lui ne sa qualcosa, ma preferisco rimanere in tema. D'altronde, che risposta poteva darmi per sua stessa ammissione è completamente digiuno in materia. Questo non fa onore al ruolo e al compito che ha il consigliere regionale. Un tempo erano proprio loro eletti nella provincia che illustravano al governo regionale le problematiche e le istanze del territorio e non viceversa. Mi rendo conto che in tutto questo c'è una diversità di fondo sulla situazione politica di circa 30 anni fa, conclude Silvestro Lado. Preciso che la scissione del Partito Popolare di allora era dovuta ad una diversa visione politica. Tra i popolari c'era l'impegno che non si dovessero fare alleanze con estrema sinistra e non mantenuto perché una parte del PP, di Rio compreso, non solo si alleò ma fece la fusione, o meglio, fece la stampella al vecchio PC. La mia era una cultura politica democristiana e tale sono rimasto. Ma però che presta nessun danno. Ecco. Il consigliere insiste, e questo è il Fresu, nel sottolineare che la nuova diga non creerà alcun danno all'ambiente. L'invaso ad Abba Lucente, conclude Fresu, non andrebbe a creare alcun problema al parco di Tepilora come invece sostenuto. Al contrario, con il nuovo bacino tutto il territorio diventerebbe ancora più importante ed attrattivo, esattamente come avviene nei parchi nazionali. Sarebbe ora di finirla con questo ambientalismo di facciata che invece di contribuire a risolvere i problemi li complica ulteriormente. Assemblea del PD sugli usi civici. Difendiamo il futuro di Rosei, no, che vabbè, insomma, il futuro di Rosei. E no, che terrino da usi civiche se non fatto Zabeffe. A preoccupare i cittadini la proposta di accertamento della regione alla Saarland. Accertamento. Maras, non c'è stato un dibattito pubblico né alcun coinvolgimento del paese. Il paese è già coinvolto, casa Colliti, lo sterrino civico. Il servizio Ascot corre in aiuto di Gavoi, ambulatorio nella casa della salute. Novità dopo il pensionamento di 2 storici medici di assistenza primaria. 2 medici del servizio Ascot sopperiranno al pensionamento dei 2 storici dottori di medicina generale di Gavoi. Sono la giovane dottoressa Ollo Laese Francesca Busso e il dottor Giuseppe Mastio, 70 anni, gavoese, che il 31 dicembre con il pensionamento ha lasciato l'incarico in convenzione di medico di assistenza primaria assieme al collega Domenico Murdeo, passando quindi al servizio Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale, cioè praticamente Zoschi sono in pensione, colana a Ascot. Andiamo da innanzi, da Feno a Torde, coro di no al 41 bis, solito teatrino, insomma. Sottosegretario alla giustizia del Mastro sarà in città tra fine gennaio e febbraio. Per questo istituto presso 41 bis, il consiglio comunale molto partecipato sul carcere Valdercarros destinato alla massima sicurezza.
Vabbè, ma Gosai o Lai e Taloro collegati, sono tre dighe, un unico sistema di dighe per cancellare la 7 in 15 centri e stabilire nel presente al gorgolo di Olai. Un anno di lavori avviato subito dopo una crisi idrica senza precedenti per Nuoro e Barbagia, da ben alta sicurezza da ben alta sicurezza a 15 comuni del centro della Sardegna. Il collegamento tra gli invasi di Govosai e Olai, realizzato già nel 2025, verrà reso stabile nel 2026. Si rivela una scelta strategica molto efficace assieme al risanamento dell'acquedotto nel tratto più compromesso, ovvero tra Mamoiada e Nuoro, eccetera, eccetera, eccetera. Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte. Il ruolo dei vaccini, l'assessore in campo, giusti indennizzi e bandi sugli investimenti. Stop alle restrizioni, le associazioni, no, lì conquistiamo il mercato. La Francia è KO. Ai, 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 ai. E cioè la dermatite, l'emergenza dermatite bovina è superata, ora finalmente si può ripartire. Il via libera di giovedì da parte del Ministero della Salute mette fine all'incubo contagi che per gran parte del 2025 ha causato enormi difficoltà agli allevatori. Adesso si può guardare con ottimismo al nuovo anno e riprendere con la movimentazione. Le restrizioni sono cadute dopo un lungo periodo di attesa, con il conto alla rovescia iniziato il 21 novembre, quando era stata l'Unione Europea a dire che i bovini sardi potevano nuovamente lasciare l'isola. Serviva anche l'ok ministeriale, fornito avanti ieri per Sottopaco dal 21 novembre, tanto va posto sul Ministero a dare questo via. Dal direttore generale del Dipartimento di Salute Animale Giovanni Filippini, che ha fatto festeggiare un intero settore. E insomma, i dati, la ripresa, il vaccino. Un impulso per superare l'emergenza l'ha dato la massiccia campagna vaccinale, resa obbligatoria dalla minaccia di mancati indennizzi per gli allevatori che si rifiutavano. A luglio sono arrivate 300.000 dosi dal Sudafrica. La vaccinazione ha riguardato il 97% degli stabilimenti e il 96% dei capi, come di Apochere, idere, tutto sono Novax, a narre non siamo sbagliati. Abbiamo fatto una battaglia ideologica, abbiamo fatto sbagliata e come non spentivano, manco prosogno. Con l'alta percentuale di vaccinazione siamo riusciti a superare l'epidemia, è stata fondamentale, una battaglia vinta dal punto di vista culturale, ancora prima che economico, ricorda Agus. Ora il passo successivo, dare uno slancio ai bandi del CSR, in particolare a quelli sugli investimenti. C'è il rischio che l'UE diminuisca i fondi destinati all'agricoltura. Dobbiamo dotarci di un sistema per offrire le emergenze, per affrontare le emergenze prima che diventino problemi grossi. Dopo compreso questo della Francia, allora, l'augurio del comparto è potersi riprendere a 360 gradi. È possibile uno sviluppo del settore, dato che la Francia è bloccata perché lì l'epidemia è sfuggita di mano. C'è anche domanda di carne in Italia e il prezzo degli animali è cresciuto. Possiamo non solo riprenderci il mercato, ma anche conquistarne nuovi ed incrementare i capi, conclude Saba. Quindi, come direste evidente, in Francia non hanno applicato la vaccinazione al 95% e quindi sa cosa les fuori dalle mani. Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt. Questa è Unione Sarda, su Pradesh, Auda e Cagliari. Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno. Massassa, ASL numero 8, narrata sistema in default. Al Policlinico e alla Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero.
Intanto carcinoma con il Paccubona, diabete in età giovanile, subito il registro regionale, speriamo. La garante dell'infanzia, 2 proposte di legge ferme, sbloccare l'iter, cioè non è stato buona, e non firma queste 2 proposte. Fermato il titolare del bar della strage, siamo già ai danni si strage del Pizzinello in questa discoteca. La moglie in lacrime, chiedo scusa, però chissà cassa in Bergamo che sa. Mattarella a Martigny, omaggia le vittime. Intanto Putin esige questa guerra, missile ipersonico sull'Ucraina, monito all'UE, cioè il Minezan neppure, pur richiarito dalla Russia, un segnale agli alleati europei di Zelensky. Era stato il ministro degli esteri Sergei Lavrov il 29 dicembre a preannunciare una rappresaglia per il tentativo di attacco con droni smentito da Kiev a una residenza del presidente Vladimir Putin a Valdai, tutta roba inventata, una rappresaglia il frisco italiano, una rappresaglia che nella notte tra giovedì e venerdì si è materializzata con il lancio di almeno un missile balistico ipersonico Oreshnik sull'ovest dell'Ucraina, ai confini del territorio NATO. Un'azione che ha quindi l'aria di voler mandare un messaggio simbolico agli alleati occidentali di Volodymyr Zelensky. Nelle stesse ore a Kiev, dove secondo i servizi di emergenza 4 persone sono morte e 26 sono rimaste ferite in raidi russi che hanno preso di mira in particolare infrastrutture critiche, lasciando senza energia elettrica e riscaldamento la metà dei condomini della capitale. Oh, yeah, yeah. E non si lascia portare contro qualche cosa. Reparti strapieni, letti introvabili, ogni ricovero per noi è un rebus. Prima da Cagliari, da chiesa in Cagliari, questi in Sassari. Sassari, Regione Nuova Sardegna. I vertici AU spiegano come gestire ogni giorno 45 posti aggiuntivi sia impossibile. Ospedale al collasso, carichi insostenibili, scoppiano geriatria e le varie medicine, 18.000 utenti oltre la capienza nel 2025, cioè 18.000 utenti oltre la capienza. Alla UDI Sassari il sovraffollamento non è più un'emergenza episodica, ma una condizione strutturale. Nel solo dipartimento medico interventistico nel 2025 si sono registrati 18.415 ricoveri in letti aggiuntivi o in appoggio, pari a 45 pazienti al giorno, oltre ai posti ufficialmente accreditati. Insostenibile. Nell'isola fino a 240 boss tra numero UTA e bancari. Alla Santa Torre, al Consiglio Comunale aperto sul 41 bis, entro una settimana il trasferimento di 92 super detenuti. Potete scrivere. Fenu del mastro in Barbagia a fine mese, del mastro essere responsabile. Porco, piano pericoloso per un piccolo paese. I sindaci dei comuni coinvolti nel piano del ministro Nordio è una battaglia di tutti a Musapidere. Le piogge salvano la stagione, stop alle restrizioni idriche negli invasi del nord-ovest, 26 milioni di metri cubi d'acqua, meno male. Aree idonee al Senato, prende forma la legge definitiva, ok al testo, ora passa alla Camera. Allora, il Senato ha approvato con alcuni emendamenti il testo del decreto legge sulle aree idonee. Questo provvedimento, nelle intenzioni del governo, dovrebbe diventare la cornice definitiva entro la quale le regioni dovranno poi legiferare le loro leggi sulle rinnovabili. L'Aula di Palazzo Madama ha licenziato il provvedimento, votando la fiducia chiesta dal governo sul testo approvato dalla Commissione Ambiente.
anche a Montecitorio, il governo porrà la questione di fiducia e quindi il testo del Senato di fatto è il definitivo. Vediamolo poi. Nel testo un cenno ai ruoli delle regioni e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Per assurdo la legge sarda depurata delle parti cassate dalla Corte Costituzionale corrisponde in larga misura al nuovo decreto, anche dove si dà spazio alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Le regioni infatti non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a codici urbani, né quelle incluse in una fascia di rispetto di 3 km nel caso di impianti eolici e di 500 metri nel caso di impianti fotovoltaici. Dal Dipartimento dei Beni medesimi e non possono neanche identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici. In parte quindi ricalca la legge sarda sulle aree idonee. L'Amus allegare in attenzione. Colombo a questa patata bollente del Mercosur UE, via libera all'accordo. Meloni, garanzie solide, diciamo sì. Praticamente è un accordo che in parte adesso America Latina nel pacchetto per gli agricoltori italiani anche 45 miliardi in più per la PAC. Allora. Ci sono voluti 25 anni e l'impresa stava quasi per naufragare all'ultimo scoglio, miglio. Ora l'accordo di libero scambio tra l'UE e i paesi Mercosur è realtà. Gli Stati membri hanno dato il via libera al pacchetto, al provvedimento previsto dall'intesa accordo di dipartimento UE-Mercosur EMPA, che comprende un pilastro politico di cooperazione ed un pilastro commerciale e che è di competenza mista Stati UE, e l'accordo commerciale ad interim ITA, che riguarda esclusivamente le questioni commerciali e di competenza esclusiva dell'UE. Hanno votato contro l'accordo la Francia, dove il tema è un tormentone cavalcato da tutte le forze politiche e a cui il presidente Emmanuel Macron si è dovuto piegare. C'è una rivoluzione in Francia su questo. L'Irlanda, la Polonia, l'Ungheria e l'Austria, dove il Parlamento non ha permesso al governo di votare a favore. Il Belgio, diviso tra Fiandre e Vallonia, si è astenuto, voto a favore invece dell'Italia, che ha ottenuto dalla Commissione europea diverse garanzie per i settori agricoli più esposti, tra cui la reciprocità sugli standard che vengono richiesti alle imprese europee, cioè la reciprocità della merce che da Inie e sa chi da Inoc. Questo è un argomento insomma un po' più complesso da leggere che in attenzione. Mercosur via libera tra le proteste. L'Italia ottiene garanzie e esclude Cisa nuova questa stessa unione e scioglie le riserve. A Milano trattori in piazza. Vediamo se bisogna l'elenco adesso, ecco, adesso l'occolo che viene su Mercosur. Maxi accordo commerciale tra l'UE e Mercosur è una firma di traguardo d'altra a una firma dal traguardo. La maggioranza dei Paesi membri ha dato il via libera con sigillo finale di Ursula von der Leyen il 17 gennaio in Paraguay. Il passaggio che nelle rivendicazioni consacra l'Europa come partner affidabile capace di tracciare la propria rotta. Vediamo le zone, lo su Mercosur, no, che non è elencato. Ma tutto ban posto e non ban posto che erano lo su Mercosur. Vabbè, non bisogna, noi sono informazioni che danno, me la può fare che la sa sola, e poi per la nave.
Allora, Mosca testa il missile Orenik, un avvertimento all'Europa. Blocco navale in Venezuela, sequestrata un'altra petroliera. Queste 6 rese, gli Stati Uniti hanno sequestrato un'altra petroliera, la quinta, che tentava di eludere il blocco navale contro le imbarcazioni sanzionate in partenza o dirette in Venezuela. Si tratta della Olina, precedentemente denominata Minerva, che era stata sanzionata dagli USA per il suo ruolo nel trasporto di petrolio russo. L'operazione, condotta prima dell'alba dai marinai della Joint Task Force, è stata confermata dai comandi sud degli Stati Uniti. Nonostante le tensioni, per questa nuova operazione Washington e Caracas si muovono nella direzione di una riapertura ufficiale dei canali diplomatici. Un team di funzionari statunitensi è arrivato nella capitale venezuelana per valutare la possibilità della riapertura dell'ambasciata americana. Il team comprende personale diplomatico e di sicurezza delle università e per gli affari venezuelani del Dipartimento di Stato con sede in Colombia. Bene, che in questo terminiamo il ritenova de hoy, ora per informare meglio su queste questioni su Mercosur, che in parte non tocca, riguarda pure il commercio tipo che produciamo pure noi, insomma, in Sardegna. Che in questo tancamos il ritenova de hoy e nos entendimos torra crasa, vediamo un pacco o la siga di stancatura della pole in funzione. Mentre vedrete buon ascolto da Epic TV. Addio.